Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di Sette in Punto. Quest'oggi ci occupiamo della situazione nelle RSA, nelle case di accoglienza e di riposo per anziani del Veneto, e lo facciamo insieme a due autorevoli esponenti della CISL del Veneto, Cinzia Bonan, che è la segretaria con delega alle politiche sociali e sanitarie, e Mary Pallaro, che è Buongiorno. segretaria che si occupa di funzione pubblica per la CISL del Veneto. E quindi abbiamo due donne quest'oggi che si occupano di un tema che è molto delicato da tanti punti di vista. Sappiamo che il sistema sanitario nella sua complessità sta sopportando uno sforzo importante e molto difficile, ma alla stessa situazione si ritrova a vivere anche nelle case di riposo, dove l'assenza di personale, le persone si ammalano anche, oppure ci sono anche qui persone non vaccinate, crea ovviamente un super lavoro per chi rimane. E tutto si innesta anche su una discussione che riguarda i contratti di lavoro del personale nelle RSA. Allora inizierei da Cinzia Bonan, appunto segretaria, che ci dia magari un quadro generale di qual è attualmente la situazione. Voi avete chiesto anche un incontro urgente alla Regione. C'è bisogno di mettere nero su bianco tutti questi temi. Sì, diciamo che buongiorno intanto, Buongiorno. grazie di averci invitato ad approfondire appunto questo tema che in questo momento appunto a noi come sindacato è molto caro, tant'è che abbiamo deciso appunto di fare una segnalazione anche pubblica perché l'acuirsi della pandemia per l'ennesima volta sta impattando fortemente sui lavoratori del settore sociosanitario e più in generale appunto poi anche sui fruttori ovviamente del servizio, siano loro gli ospiti o le famiglie degli ospiti stessi, parlando di RSA. Fatto salvo che, come ha ben detto lei, il problema riguarda anche la sanità, che in questo momento è sotto pressione ovviamente per dare risposte alla pandemia. Ma ritorniamo a noi. Sappiamo perfettamente come CISLA, che da ovviamente da anni che ci stiamo impegnando e soprattutto insomma, a seguito delle riforme che hanno visto in qualche modo una riorganizzazione che secondo noi insomma, andava compiuta per intero. E qua parlo appunto di una riorganizzazione delle case di riposo dove andava portata a compimento anche la riforma delle IPAB, e su questo come CISL abbiamo anche manifestato e continuiamo a sostenere che bisogna partire dalla... Però appunto i temi sono complessi e come tutti i temi complessi non avranno sicuramente una facile soluzione, motivo per cui abbiamo chiesto un tavolo alla Regione, perché ci rendiamo conto che le questioni ovviamente sono tante e sono tutte collegate, pertanto non è che risolvendo un problema, se non si ha il quadro complessivo, si riesce, come abbiamo visto poi, a risolvere le problematiche a partire quelle del personale appunto, perché manca personale. Ci I sono concorsi per il personale, gli ultimi anche della scorsa settimana, stanno andando quasi deserti e quindi insomma la situazione è alquanto critica e complessa. Prego, mi un po' dica pure. si ripete quello che appunto avviene nel mondo della sanità pubblica, dove appunto si fanno i concorsi ma non si presentano persone, tant'è che si è parlato del fatto di attingere anche all'estero per vedere di recuperare qualche posto in più. Ecco, la situazione, l'ha detto lei, è molto delicata e molto complessa, impatta sui lavoratori e impatta sulle famiglie, perché è ovvio che in una situazione in cui ci sono 320 RSA che seguono 28.000 ospiti nel Veneto, e che sono tutte comunque, mi sembra che sia un quadro un po' generale, in tensione, perché hanno meno personale di quello che serve. Questo ovviamente ha delle ricadute sulla gestione dell'intero sistema. Quali sono le segnalazioni e le sofferenze che ricevete dai vostri assistiti, dalle persone che sono iscritte al sindacato? Sì, buongiorno a tutti. Questo è un tema insomma, che ci è molto caro perché noi quotidianamente riceviamo
segnalazioni di questo tipo. La prima segnalazione è quella che ovviamente, mancando personale, chi rimane in servizio deve farsi carico anche dei turni e delle attività dei colleghi che non ci sono. E questo è un primo aspetto molto importante. Tra l'altro, la carenza più grande che noi rileviamo in queste strutture riguarda in particolare gli infermieri, perché gli infermieri, a seguito, proprio come diceva lei prima, della carenza che oggi noi abbiamo anche in sanità, la sanità fa concorsi ed è evidente proprio per il tipo di attività e per il tipo di contratto che viene applicato in queste strutture, chi può partecipa ai concorsi della sanità. E per cui c'è uno Perché vengono spostamento. pagati meno ovviamente in queste strutture. Vengono pagati meno, ma non è anche solo una questione economica, seppur importante, lo dice una sindacalista, è anche un problema proprio di organizzazione e di gestione, perché ovviamente, soprattutto negli ultimi 2 anni, è ovvio che quelle criticità che c'erano dal punto di vista del personale sono aumentate, per cui chi può, poi teniamo conto che noi abbiamo su queste strutture noi abbiamo parte di strutture pubbliche, ma molte di queste strutture che sono private. E dentro le strutture pubbliche comunque metà del personale è personale privato. E siccome c'è comunque un problema di sostenibilità economica, perché noi lì dentro abbiamo il doppio problema. C'è una parte che è finanziata dalla regione, una parte però sono le rette che pagano le famiglie, che pagano gli ospiti. È ovvio che non si può andare oltre una certa soglia per quanto riguarda le rette della preghiera, perché le famiglie non sarebbero in grado poi di sostenerla Certo. questa retta, per cui c'è un problema di sostenibilità economica e per reggere i bilanci cosa succede nelle strutture? Si cerca sempre di applicare un contratto quello che costa meno. Per cui, come diceva prima la mia collega, invece di fare una riforma che possa in qualche modo riorganizzare e in qualche modo gestire in maniera diversa queste strutture, la riorganizzazione viene fatta quasi esclusivamente sulla pelle dei lavoratori. Per cui poi quando noi sentiamo dire che la gente piange o la gente scappa o che questa non è più una professione appetibile, è ovvio che non basta dirlo, bisogna agire su quelle che sono poi le cause e le condizioni che creano questa situazione. Ecco, ogni volta che vi sentiamo dire queste cose penso sempre alle famiglie che hanno gli ospiti all'interno di queste strutture e che, devo dire, molte strutture ovviamente fanno il massimo perché non ci siano sofferenze per gli ospiti all'interno, però si sa che le cose alla lunga possono creare appunto anche situazioni di sofferenza e questo è quello che credo deve rimanere come un faro principale per tutti, anche per la regione, perché è vero che la gran parte della gestione delle strutture è privata, però appunto stiamo parlando sempre di sanità, perché ho visto che infatti tra le questioni che vengono richieste è anche una ridefinizione di quelli che sono i livelli di assistenza generali, così come avviene in qualsiasi ospedale dove ci sono appunto degli indirizzi. A parte che come giornalisti dobbiamo dire che riceviamo quotidianamente segnalazioni anche dagli ospedali che la situazione ormai è al limite e anche appunto la gestione dei pazienti è diventata difficoltosa anche lì. Segretario Bonan, come se ne esce da questa impasse? Come si può mettere insieme la necessità comunque di sostenibilità economica di queste strutture con la necessità di tutelare i lavoratori e le famiglie, soprattutto le persone che sono all'interno? Guardi, rispetto a trovare delle soluzioni sul come uscirne, torno a ripetere, l'importante è che non si arrivi troppo tardi, perché poi c'è un livello di rottura dove il ritorno indietro è complicato ed è quando appunto la tenuta organizzativa all'interno delle strutture, che siano ospedaliere, che siano assistenziali, ovviamente non tiene, perché come stiamo vedendo oggi poi si stanno anche
insomma in qualche modo portando via il personale gli uni dagli altri, il che vuol dire che avremo delle strutture che funzioneranno meglio e altre peggio. Non lo so, io mi auguro invece che possiamo velocemente ritornare a dare la qualità che eravamo abituati a dare ai servizi socioassistenziali, perché comunque siamo tutti ben coscienti che partivamo da un livello molto alto. E torno a ripetere, mettersi intorno a un tavolo per creare le condizioni per superare il problema avviene appunto andando ad agire su diverse leve, perché come abbiamo visto sicuramente serve riorganizzare contrattualmente i lavoratori del settore. Oggi appunto hanno una serie di contratti che tra di loro fanno quel che si dice dumping salariale, perché per abbassare i costi ovviamente si va a intaccare la retribuzione degli stessi, e fin tanto che poi appunto il sistema salta. Lo abbiamo visto con gli infermieri. Mi fa qualche esempio appunto Ma di... guardi, il caso degli infermieri è appunto è emblematico. Allora, prima le case di riposo assumevano infermieri dalle cooperative. A un certo punto le cooperative non sono state più in grado di fornire infermieri e si è aperto il mercato degli infermieri a partita IVA. Questo cos'è che ha portato come conseguenza? Abbiamo dimissioni da infermieri all'interno degli ospedali perché si apre un'opportunità a partita IVA. In questa fase è ovvio che guadagnano molto di più come dei liberi professionisti. E questo è un rischio ovviamente che non avevamo previsto, però nel momento in cui mi hanno insegnato la domanda nel mercato è più alta dell'offerta, chi detiene l'offerta aumenta il prezzo del suo prodotto che offre. Questa è la regola basica del mercato. In sanità non possiamo lasciare man libera al mercato, perché altrimenti ne pagheremo tutti le conseguenze. Allora quello che diciamo noi appunto è questo. Facciamo un'analisi, serve trovare delle risorse perché appunto, come ha detto anche la collega, ma insomma ce lo diciamo sempre, non si può aumentare la qualità, se per aumentare la qualità dobbiamo aumentare i costi delle rette che tra parentesi quest'anno avranno anche l'impatto dell'aumento delle bollette, perché il servizio alberghiero ovviamente sarà fortemente influenzato anche da questo aumento dei costi che ovviamente a bilancio delle case di riposo non sono ininfluenti, costi Quindi energetici e bisogna quant'altro. aspettarsi un aumento anche delle rette, quindi. E torno a ripetere, sembra che siamo di fronte a quella che si chiama la tempesta perfetta. Allora, noi come sindacato diciamo, vediamo cosa serve, vediamo come possiamo trovarlo, vediamo se ci servono delle risorse, anche come gestire un'equa distribuzione dei costi tra appunto la regione, tra chi promuove il servizio, tra le famiglie, però non possiamo pensare che sia appunto soltanto il mercato a regolare questi costi e che di conseguenza appunto da una parte siano le famiglie a dover soccombere, però dall'altra, come ha detto lei, anche chi organizza le case di riposo, cercando ovviamente, lo sappiamo, di fare il meglio che può con le risorse che ha, insomma non ce la faccia più a tenere in equilibrio i conti. Anche perché devo dire che una delle principali preoccupazioni delle persone che hanno dei familiari ospiti di queste strutture è il fatto che non si possa accedere per motivi di salute, ma proprio anche per motivi di gestione di personale, perché il personale che c'è non può ovviamente occuparsi anche di trasferire continuamente le persone e nelle procedure di sicurezza che servono per il contatto con i parenti. Quindi questo, diciamo, anche dal basso c'è pressione, cioè da parte di chi ha dei familiari all'interno delle strutture, c'è una pressione perché ci sia una svolta, cioè che cosa, anche questo è un punto importante. Beh, su questa questione, appunto, le richieste fatte attraverso la nostra categoria dei pensionati alla Regione sono ancora a seguito delle prime chiusure, perché appunto il non permettere il rapporto tra familiari di fatto, insomma, è complicato. È complicato conoscendo la fragilità degli ospiti e il bisogno vitale di rapporti e di relazioni.
È anche vero che eravamo pienamente coscienti che ci fossero tutte le complessità del caso. Guardi, mi ricordo quando l'idea della stanza degli abbracci era ancora un evento letto su un giornale di una struttura in Germania, e dopo poche settimane tutte le nostre case di riposo si sono adottate delle stanze per gli abbracci, per cui anche molto attenti a vedere cosa c'era in giro per cercare di superare questo problema, perché tutti siamo coscienti, e quando dico tutti, nessuno escluso, del limite che c'è. Le pressioni le Però che facciamo, queste chiusure le pressioni le giustamente facciamo, hanno però consentito di vivere ecco, le questa ondata in pressioni le maniera molto facciamo più... coscienti, Scusi un attimo, coscienti scusi, che va dobbiamo dare anche salvaguardata un po' in di ritmo primis a la questa sicurezza. puntata, sì, altrimenti... Sì, sì, prego. Allora, dicevo che comunque, voglio dire, è vero che c'è stato questo peso per i familiari, però è anche vero che questa ondata sicuramente è stata vissuta con molte meno vittime e con anche una gestione, insomma, non è passata inutilmente la prima ondata anche all'interno dell'RSA, ecco. Sì, sì, ma infatti ho dilungato per dire appunto che le pressioni ci sono state, ma sempre con la responsabilità e la coscienza di sapere che bisognava in primis salvaguardare appunto la salute degli ospiti che erano insomma i più fragili in quel momento, e dopodiché appunto con tutte le attenzioni di cercare però anche strumenti, come vi volevo dire, per superare questo insomma, ed aprire nei limiti del possibile anche ai familiari l'accesso, che non vuol dire che non sappiamo appunto le difficoltà nel gestirlo da parte degli operatori, che devono sempre garantire gli accessi in massima sicurezza, appunto. Allora, volevo coinvolgere anche la seconda nostra ospite, Mary Pallaro, perché abbiamo parlato di contratti, però magari non tutti sanno come funziona all'interno di queste RSA. Voi avete chiesto sostanzialmente che si applichi il contratto della sanità pubblica, che non è applicato per quale motivo, e in altre realtà d'Italia si fa, ci sono degli esempi virtuosi, e poi oltretutto il Veneto sappiamo che anche nella sanità privata ha delle grandi differenze retributive, tant'è che gli ospedali di Padova, per esempio, da anni ormai compie la sua battaglia perché vengano equiparate le retribuzioni. Sì, allora su questo, noi perché abbiamo chiesto il contratto della sanità da applicare in queste strutture? In queste strutture, il contratto, in quelle pubbliche, il contratto che viene applicato è quello degli enti locali. Cosa vuol dire il contratto degli enti locali? Quello che viene applicato nei nostri comuni, al personale dei comuni. Ma è evidente che l'organizzazione del lavoro che noi abbiamo lì dentro e il tipo di ospite è molto simile all'organizzazione degli ospiti che noi abbiamo all'interno degli ospedali. Tant'è che le figure professionali che noi abbiamo maggiormente lì dentro sono operatori sociosanitari ed infermieri. E pertanto noi chiediamo che a questo personale venga applicato lo stesso contratto che viene applicato alla sanità. Ma non basta questo. Perché noi chiediamo il contratto della sanità? Perché riteniamo che queste strutture, le RSA, debbano diventare uno strumento delle ULSS per in qualche modo garantire i servizi nel territorio, in modo tale da fare sinergia con le ULSS, in modo tale da fare una gestione complessiva del personale, per cui si sta già iniziando a fare, quando si fanno i concorsi in sanità, poi da queste graduatorie si può pescare il personale che va utilizzato anche nelle RSA. Questo personale può rimanere lì un periodo, perché ce lo dobbiamo dire, il lavoro all'interno di queste strutture è un lavoro molto faticoso, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico, per cui garantire anche una intercambiabilità al personale che fa un percorso all'interno di queste strutture e poi può passare all'interno della sanità, ovviamente renderebbe queste professioni molto più appetibili. Ma poi ricordiamoci che, per esempio, uno dei fattori che sta creando più difficoltà in termini di personale dentro queste strutture è il fatto che se fino a 2 anni fa noi all'interno degli ospedali ai concorsi partecipavano 9.000, 10.000 infermieri, perché c'erano tanti infermieri che venivano dalle regioni del sud, che erano
bloccate nella possibilità di assunzione perché erano sotto commissariamento. Con l'avvento della pandemia anche le regioni del sud hanno cominciato ad assumere, per cui non solo non ci sono infermieri che arrivano da quelle regioni, ma anche quegli infermieri che erano già all'interno delle nostre strutture partecipano ai concorsi del sud e vanno giustamente a lavorare vicino a casa propria. Su questo si aggiungono altre due problematiche forti, che sono uno, l'obbligo della vaccinazione per tutto il personale sanitario e tutte le professioni che partecipano all'assistenza dei pazienti, che vengono sospesi, e anche in Veneto sono molti, e questi creano, e questa cosa crea ulteriore vuoto all'interno delle strutture, e poi, come tutti noi, ovviamente le persone che rimangono contagiate, parlo sempre dei lavoratori, e per cui creano ulteriori difficoltà nel garantire poi i servizi che devono essere garantiti. Quindi di che numero parliamo? Diciamo, quanto personale servirebbe per tornare ad una situazione di gestione, non dico ottimale, ma comunque insomma tranquilla? Allora, noi avevamo in una ricerca che noi abbiamo fatto a fine 2020, per cui insomma parliamo di più di un anno fa, e per cui questi numeri devono essere assolutamente visti in ribasso. Dentro queste strutture lavoravano circa 3.500 infermieri, parlo sempre dell'RSA. Oggi sicuramente sono andati sotto i 3.000, ma anche meno, proprio perché c'è stato questo movimento dall'RSA verso la sanità. 23.000 invece sono gli OSS che abbiamo dentro queste strutture, per un totale complessivo di 31.000 dipendenti. Questo è il numero complessivo, per cui tante, sono strutture. Sappiamo che uno dei grandi problemi è anche proprio che tra le persone che non si sono vaccinate un grande peso lo ha avuto proprio questo tipo di sanità semi-privata. Sì, noi abbiamo sia dentro la sanità parecchi poi per i buchi che lasciano, no? Sì. Parecchio personale che non è vaccinato, come sappiamo questo personale viene sospeso perché non può rimanere all'interno delle strutture, come lo stesso per gli OSS. Questo vale sia per la sanità, ma vale anche per le strutture per le RSA. Si diceva prima, si parlava, no, degli accreditamenti, cioè di quante persone servirebbero oggi per garantire l'assistenza. Siamo tutti consapevoli che gli anziani che sono ricoverati dentro queste strutture sono anziani sempre che arrivano dentro le strutture in età sempre più avanzata e con uno status di patologie sempre più gravi, perché le famiglie tendono a mantenere in casa l'anziano il più possibile. Da un lato perché ovviamente si vuole mantenere il familiare all'interno del nucleo, ma soprattutto per i costi che anche, come abbiamo visto, le rete hanno. Per cui abbiamo ospiti sempre più gravi e dall'altro lato abbiamo sempre meno personale. L'accreditamento, cioè il numero di personale che viene previsto dalla legge veneta per garantire l'assistenza è una legge ancora del 2002. Per cui tutti i conteggi che vengono fatti, tutti i costi, di fatto vengono conteggiati su quelli che erano i numeri ancora del 2002. È cambiato completamente il mondo, è cambiata l'organizzazione. Dobbiamo dire che per fortuna è cambiata anche la qualità delle prestazioni che noi dobbiamo derogare dentro queste strutture. Per cui è evidente che questi numeri di personale deve essere rivisto a rialzo, ma ce ne siamo appena detti di quante criticità abbiamo, perché noi non riusciamo neanche a garantire gli organici che abbiamo attualmente, per cui diventa quasi un cane che si morde la coda. Esigenze che ci dovrebbero portare a un aumento del personale, purtroppo i costi sono sempre più alti e la difficoltà di gestirli, e sempre meno personale, perché non c'è solo un problema di infermieri, ma c'è anche un problema di operatori sociosanitari, perché il Veneto, questi sono corsi che organizza la regione, è la regione che fa la programmazione e poi i corsi sono in qualche modo distribuiti in tutto il Veneto, ma sui numeri che vengono previsti molto spesso un terzo di questi posti va vuoto, per cui non ci sono neanche giovani o comunque meno giovani
vogliono fare questa professione, per cui non partecipano ai corsi, in parte non li completano e in parte chi è già dentro le strutture si licenzia. Allora, direi di tirare un po' le fila, Cinzia Bonan. Qual è il punto di non ritorno? Cioè, mi sembra che le criticità appunto stiano progressivamente andando verso questo punto. Lei in qualche maniera l'ha sottolineato più volte durante questa intervista. C'è bisogno di un confronto immediato e anche di risposte che arrivino ormai a tempi molto, molto rapidi. Sappiamo che tutti dicono che sta arrivando questo picco pandemico e che forse le cose potrebbero migliorare, però insomma qui mi sembra che i tempi forse siano ancora più urgenti. Sicuramente, insomma, le conclusioni che traiamo sono queste. E già un anno fa lo avevamo detto in maniera molto allarmata e negli ultimi mesi sistematicamente lo chiediamo a gran voce. Il punto di non ritorno, appunto, è, insomma, siamo al limite perché non vediamo una soluzione che ci possa portare a recuperare, appunto, il tempo perso. E su questo, a nostro vantaggio, e lo abbiamo anche detto, abbiamo comunque una regione dove, insomma, la buona disponibilità e la responsabilità a lavorare per trovare delle soluzioni c'è da parte di tutti, noi come CIS in primis. I rapporti che abbiamo col mondo del terzo settore sono tali che anche da parte di questo mondo, insomma, percepiamo da una parte enormi difficoltà, dall'altra una voglia comunque di essere a supporto di queste appunto difficoltà che stiamo attraversando. E torno a ripetere, se servono risorse siamo anche disposti a trovare delle modalità con la quale le risorse, adesso cito la famosa tassa di scopo, ricordo che l'IRPEF regionale insomma è stata a suo tempo sospesa e se serve in situazioni di emergenza può essere anche ritornata, ovviamente con lo scopo di essere dedicata a risolvere i problemi che questo settore ha, perché siamo convinti, insomma, che nei prossimi anni il numero degli anziani sarà sempre più alto e per cui di questi servizi ne avremo sempre più bisogno ed è per questo che ci teniamo, insomma, che sia data la massima attenzione, in primis da parte della Regione per creare un disegno che sia poi di riferimento a tutti quelli che si prestano a lavorare o lavorano già in questo settore, perché torno a ripetere, l'errore più grave sarebbe lasciarlo in mano al mercato ed è questa la nostra preoccupazione. Io vi ringrazio, mi auguro che dopo appunto tutte queste sollecitazioni, compatibilmente anche con tutte le emergenze che ci sono, la questione venga posta, venga presa nel dovuto interesse da parte della Regione, che presto ci sia un confronto per superare questi scogli che poi appunto ricadono sulla vita di migliaia, decine di migliaia di lavoratori, come abbiamo sentito, e anche di decine di migliaia di famiglie che hanno i loro familiari all'interno di queste strutture. Grazie, buon proseguimento e un saluto generale a tutti coloro che operano all'interno di queste strutture a cui dobbiamo un grande ringraziamento perché come avete anche voi sottolineato i tempi sono difficili, il lavoro è molto duro già di per sé ed è prezioso perché si prendono cura delle persone a cui le famiglie sono più legate. Grazie e buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Buon lavoro a voi, arrivederci.